Euroregione.news. Venezia, Pordenone, riva rotta di Rivignano Teor. Nel fine settimana dedicato ai libri, con il premio Campiello a Venezia e Pordenone Legge, non ci saremmo aspettati un successo con oltre 100 spettatori a Riva Rotta in casa Filaferro Feruglio per Parole a colazione. Presentato il libro di Elena Comessatti, Aquileia, La guida. Oggi siamo a casa Filaferro Feruglio in un magico contesto che è quello di un format di eccellenza che è Parole a colazione. E abbiamo parlato di Aquileia e abbiamo raccontato un progetto di guide turistiche italiane. Io in questo caso sono l'autrice, non sono solo il direttore o direttrice di collana, ed è un progetto che viaggia in tutta Italia. È un progetto che nasce nel 2014 con la guida di Udine e poi prosegue andando a pedinare luoghi belli dell'Italia. Aquileia è una novità, è una specie di fuoricollana, perché Aquileia è un non luogo, un iperluogo che ha una storia importante da raccontare e che forse prima di me era stata detta in maniera un po' parziale, perché c'erano guide storiche, c'erano guide archeologiche, c'erano guide degli specialisti. Io non sono una specialista, o forse sono una specialista dell'anima, sono una scrittrice, racconto ascoltando le voci degli altri e racconto secondo uno spirito che è quello dello spirito contemporaneo, del presente. Mi piace molto la memoria, mi piace capire che esiste una storia che parte da lontano. Aquileia è un po' tutto questo, così come le Udine. Udine è la sorella di Aquileia, l'ho riscritta in questo periodo, e proprio in quest'anno, nel 2023, Aquileia è uscita da poco tempo, è gemella ad Udine, e sono entrambe due lavori che mi hanno fatto stare molto dentro un'intimità dei luoghi, che è il racconto della collettività. Le voci sono tante, sono un po' gemelle, perché Udine è la nuova Aquileia a un certo punto della storia. Aquileia rimane sempre la mamma un po' di tutti questi territori, anche qui dove siamo, a casa Filaferro Feruglio, nelle terre di mezzo, c'è tanta storia di Aquileia, perché la Viania passava di qui. E quindi ci sono anche tutti questi momenti di condivisione di rituali e di riti rurali che si sono mantenuti anche nel tempo e anche in un novecentesco contadino che un po' appartiene a questi territori. Se mi si chiede che cosa penso di fare nel prossimo tempo, la risposta è continuare a raccontare questi luoghi in maniera contemporanea, certo, perché insomma la memoria non è retorica, quindi mi piace individuare dei momenti importanti del passato, ma trasformarli e trasferirli nella mia scrittura, che è una scrittura leggera, una scrittura brillante, con la volontà di divertire le persone. E sono una narratrice, quindi il mio progetto futuro è continuare a seguire il mio destino, che è quello di scrivere romanzi. Non scriverò più guide, ma ritornerò a essere direttrice, quindi la prossima città che sottoporrò alla mia attenzione, la città d'elezione, che è Venezia, perché mi sono laureata a Venezia, perché ho studiato a Venezia, e perché la mia investigatrice, protagonista dei miei racconti, che è Agatha Est, ha una parte veneziana, e perché ci sono proprio dei gemellaggi d'anima che in questo periodo mi fanno tornare a Milano, dove da sempre lavoro, e unirli a Venezia, per cui terra del Friuli Venezia Giulia c'è, ma le mie protagoniste femminili hanno abbondantemente preso il volo. Negli ultimi anni Aquileia è oggetto, ma come lo è in realtà fin dall'inizio della sua storia, di una ricerca continua, dove scavano attualmente 5 università, c'è il grande lavoro di Fondazione Aquileia, degli enti che insistono sul territorio, del Museo Archeologico, la Soprintendenza, fino alla Società per la Conservazione della Basilica, e naturalmente il Comune, che nella sua funzione di pianificazione anche urbanistica di quello che è l'oggi, ma di quello che sarà anche il domani, il tema su come
immagineremo Aquileia dal punto di vista proprio di fruizione del grande pubblico del parco archeologico è un tema vivo, è un tema su cui lavoriamo costantemente su moltissimi tavoli bisettimanali ormai, perché ci incontriamo sempre fra enti per immaginare, e proprio fra poco ci sarà un importante momento che è il piano di revisione del piano di gestione, che è questo strumento fondamentale che ci indica le linee guida su cui agire sia a livello di attività diciamo locali, ma anche a livello di progettazioni e lavori per quanto riguarda lo svelamento di quell'Aquileia che tutti vogliamo vedere il prima possibile fruibile e soprattutto accessibile ai più. Siamo in un buon momento, io penso, ma non lo dico solo per uno senso di ottimismo che mi contraddistingue, ma perché vedo proprio quella che è l'attenzione che siamo riusciti nuovamente a ridare ad Aquileia, e quindi c'è una forte legame per esempio con il Ministero della Cultura, e la visita del Ministro San Giuliano di pochi mesi fa sta cominciando a vedere i suoi frutti, nel senso che chiaramente per fare le cose c'è necessità di finanziamenti importanti, perché con niente non si fa niente, ma con tanto, se si hanno buone progettualità, si può fare veramente molto di più, e sicuramente io penso che il futuro da questo punto di vista sia roseo, dal punto di vista di cercare logicamente di modificare quella che è l'asset attuale dell'organizzazione della città, ma soprattutto questo è una volontà di tutti, è quello di farlo restituendo un senso di sicurezza e anche di prospettiva anche alle popolazioni che vivono ad Aquileia, alla comunità di Aquileia che in questo momento è partecipe di quella che è la trasformazione, e quindi grazie a questo, grazie al dialogo fra gli enti, le istituzioni, il sostegno degli enti superiori cosiddetti e la condivisione con la comunità, riusciremo sicuramente nell'intento di dare ad Aquileia quello che si merita, perché il tema è proprio quello anche di un, se vogliamo, debito morale con la storia che ci impone di andare velocemente verso la valorizzazione di questo grande, immenso patrimonio dell'umanità. Proprio in questi anni abbiamo rafforzato quello che è il lavoro e il coordinamento con Promoturismo FVG, Fondazione Aquileia con tutte le sue, con il suo ufficio stampa, coordina e cerca di coordinare quelle che sono le attività anche sul territorio. Abbiamo dato la luce proprio da quest'estate e abbiamo lanciato per la prima volta già a febbraio fondamentalmente quello che era il calendario dei grandi eventi dell'estate tramite questo contenitore discoveraquileia.com, tutto quello che succede a Aquileia, tutte le esperienze che si possono fare, soprattutto per raccontare che Aquileia è sì un luogo di musei, aree archeologiche, ma è un luogo dove è bello stare, e questo ci rincuora soprattutto dal punto di vista, e ci dà anche forza per andare avanti su progettualità come queste, il fatto che Aquileia sia, dopo le mete logicamente di mare e di montagna, la meta dove il visitatore decide di stare di più, con una media, almeno questo a marzo di quest'anno, di 4,2 giorni di permanenza sul territorio, ci dà l'idea che Aquileia è anche un luogo dello stare, un luogo del fermarsi, un luogo della riflessione, un luogo dove poter stare bene, scoprire una gastronomia fantastica, degli itinerari sublimi, e all'interno di una terra che, oltre a essere appunto un museo a cielo aperto, è anche una terra dell'anima dove veramente ci si può rilassare all'interno di percorsi fra laguna, ambiente rurale, acque di risorgiva, e tutto questo fra l'altro inquadrato in un territorio molto più vasto che può essere quello della litoranea, appunto del Friuli Venezia Giulia. Il prossimo weekend non è soltanto l'equinozio d'autunno, il 23 settembre, 23-24 settembre, ma sono anche le giornate europee del patrimonio. Sono delle giornate istituite proprio dall'Unione Europea per
fermarsi a riflettere su quello che è l'immenso patrimonio che le nostre terre contengono. Aquileia lo festeggerà con una serie di eventi che partiranno già da sabato, visite, open day archeologici, visite guidate promosse da diversi soggetti, eventi, concerti, tutto all'insegno dell'eredità culturale. Quindi un altro momento dove venire a vivere Aquileia in maniera lenta, semplice, ma soprattutto con grandi contenuti. Questa nuova edizione di Parole a colazione, per un fatto quasi casuale, si è incentrata tutta su racconti di luoghi, di storie, di fatti accaduti storicamente, e questa terza giornata è stata dedicata ad Aquileia con molto attenzione da parte del pubblico. È stata molto piacevolmente accolta questa storia che racconta di Aquileia ma racconta di tutti noi. E lo stile di Elena Commessati è sempre molto piacevole, coinvolge il turista e il lettore, per cui con lei andiamo sempre sul sicuro, perché ogni sua presentazione diventa un momento piacevole e in cui le persone sono coinvolte direttamente. E le prossime date prevedono un incontro domenica prossima alla Regina del Bosco a Flambruzzo, in cui presenteremo il libro di Giuseppe Ragogna e Friuli, storia di rinascita della montagna. E inizierà questa volta alle 8:30 con il concerto del risveglio, promenade attraverso la natura di Angela Macor, una giovane pianista del territorio che studia al Conservatorio di Vicenza e che con piacere vogliamo far sentire al nostro pubblico. Ogni domenica ci troveremo nelle location come da programma, e l'ultima si concluderà l'8 di ottobre presso Villa Otelio Savorgnan, dove racconteremo del Vajont proprio alla vigilia dell'anniversario del disastro accaduto. Come ogni anno c'è una grande partecipazione di pubblico e siamo molto soddisfatti del risultato. Ci piace promuovere il territorio, le location anche nuove che si sono aggiunte. Quest'anno si è aggiunta una collaborazione con il progetto Integrato Cultura per i 2 eventi relativi alla presentazione dei volumi Presenze Romane, uno per Ronchis e uno per Muzzana, e sono stati, tra l'altro, il primo appuntamento è stato molto partecipato e questo ci rende orgogliosi. Da Rivarotta di Rivignano Teor, Marco Mascioli. Euroregione.news